E si fa feste in tutto il mondo vuoi per la giornata dalla Lenghe Marim, ma tu de su da UNESCO in tal 1999. L'Agenzia regionale per la Lenghe Furlane per l'occasione ha partecipato alle iniziative del network per la promozione della diversità linguistica, una rete europeana in difesa dalle minoranze linguistiche. Il risultato di questo progetto è stato un video con protagonisti, operatori sanitari che ogni dia adoprano la loro lingua mari minoritaria in tal loro pueste di vore. Protagonista dal Toc per Furlan è Raffaele Puppo, 28 anni, che lavora in ospedale a San Denele e che ha messo in evidenza che doprà il Furlan è fondamentale dal rapporto tassi cui pazienza. Sentendo. Buongiorno, sono Raffaele e lavoro come infermiere all'ospedale di San Denele al Friuli. Per me doprare le mari lingue è importante perché crea una relazione umana e familiari in tutte le situazioni di sofferenza. Inoltre è anche una dimostrazione di vicinanza e di ascolto che magari può far diventare l'ospedale un ambiente manco il freddo e manco il dispetto.